molto buon pomeriggio. Il funzionale impianto del Circolo Le Siepi al Lido di Savio di Ravenna ospita un concorso ippico internazionale che, cadendo a 3 giorni dall'appuntamento con Piazza di Siena, rappresenta per molti binomi l'opportunità di una verifica di condizione. Un'ottantina di cavalieri in rappresentanza di 10 nazioni ha dato vita alla 3 giorni equestre confortata da condizioni climatiche primaverili. La Riviera Romagnola dunque ha saputo tenere lontani la pioggia e i nuvoloni che l'hanno fatta da padroni nel weekend in parte della penisola. La prova più attesa è sicuramente la categoria in 2 manche che stiamo per seguire, classifica stilata in base alla somma delle penalità conseguite nella prima e nella seconda manche, alla quale accede il miglior 25% del percorso base. In caso di parità, barrage per la sola aggiudicazione del primo posto. Il concorso ha registrato un discreto successo di pubblico. Nostro compagno di crociera in questa telecronaca, Duccio Bartalucci, uno dei cavalieri che rappresenterà l'Italia nel prossimo concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, lo ricordiamo, campione italiano nel 1980 in sella a Di Laila. Le immagini si riferiscono ancora alla prima manche, in campo Elena Salvadori su Ulan quinto. Allora Duccio. Questo è il cavallo col quale Elena sta sostituendo Belzebù, che attualmente è passato sotto nella mia scuderia, e comunque diciamo, è un cavallo che già nella scorsa stagione aveva nella parte finale cominciato a partecipare a qualche gara impegnativa. È un binomio interessante da seguire e questo concorso diciamo, per lei è un po' un primo test impegnativo per verificare poi nel proseguo della stagione quali gare potrà affrontare. Intanto prendiamo confidenza con il tracciato ideato dallo chef de piste Uliano Vezzani. Si comincia con un verticale di barriere 1,45 m, poi un passaggio di sentiero con barriere e cancello 1,40 x 1,45, il cancellone con barriere 1,50 e poi la riviera 4 metri superata da Elena Salvadori. Il numero 5 è un passaggio di sentiero 1,45 x 1,60, quindi il numero 6 un verticale di 1,5 m. Si arriva dunque alla prima delle combinazioni, la gabbia. L'elemento d'ingresso è una triplice 1,50 x 1,80. L'elemento d'uscita è un verticale di 1,5 m, la luce fra i due elementi è di 7,80 m, quindi si arriva alle tavole, 1,50 m, poi ancora un oxer rustico 1,45 x 1,70 e quindi la parte verosimilmente più selettiva del percorso, la doppia gabbia. Il primo elemento un verticale di 1,45 m, poi 2 oxer 45 x 50, 45 x 60, la luce fra il primo e il secondo elemento è di 7,5 m, fra il secondo e il terzo di 10,60 m. Ha compromesso un po' la sua prova Elena Salvadori nella parte conclusiva del tracciato. L'ostacolo numero 11, denominato Leonde 1,50 m, poi si chiude con un passaggio di sentiero su fosso 1,45 x 1,70, intanto 20 penalità e mezzo per Elena Salvadori e Ulan. In campo per la Germania Hans Willi Weber su Graffiti. E questo è un binomio diciamo, nuovo per il circuito italiano, credo sia la prima volta partecipa a un internazionale in Italia. E quest'anno appunto la squadra tedesca presente a Cervia non era composta dai cavalieri più conosciuti, ma comunque hanno sempre un numero e una qualità di cavalli talmente alta che anche quelli non conosciuti possono gareggiare a un buonissimo livello. Ricordiamo che la Germania presenterà a Piazza di Siena il suo alfiere Frank Schlottak, campione del mondo in carica. Sì, e senz'altro diciamo che è uno dei paesi ippicamente più avanzati, di quelli che comunque anche schierando soltanto 1 o 2 dei cavalieri di punta e affiancando degli altri cavalieri che magari al pubblico italiano sono meno noti, e comunque resta una formazione veramente competitiva. Parte conclusiva del percorso per Hans Willi Weber su Graffiti.
atteso dalla doppia gabbia, ne esce indenne, deve ancora superare le onde e poi il passaggio di sentiero su fosso conclusivo. Sono 8 le penalità per graffiti, difficilmente si qualificherà per la seconda manche. E ora avremo l'opportunità di seguire un cavaliere giapponese, si tratta di Taizo Sugitani, già in campo in sella a Zagatak. Squadra giapponese che onorerà l'impegno romano a Piazza di Siena. Vi ricordo il concorso ippico internazionale di Roma si aprirà domani. I momenti principali di questo concorso sono riassumibili nella Coppa delle Nazioni in programma venerdì, poi sabato la prova di Potenza, domenica il Gran Premio Roma abbinato alla Lotteria Nazionale. Quest'anno alcune novità, ci sono dei bonus economici molto rilevanti. Nella gara delle 6 barriere giovedì 100 milioni a chi supererà l'ostacolo a 2,10 m, poi per quanto riguarda la categoria di Potenza altrettanti per chi supererà il muro a 2,35 m, 200 milioni di bonus alla squadra che riuscirà a ultimare il percorso di Coppa senza aver commesso errori agli ostacoli, rispettati anche gli appuntamenti con le gare notturne, e questo darà modo al pubblico di respirare profumi nuovi, di vedere tonalità cromatiche di Villa Borghese sempre molto molto suggestive. Seguiamo intanto Taizo Sugitani con Zagatak, per ora non ha commesso errori. Sì, sta facendo un buonissimo percorso, ha scelto per questo Gran Premio questo cavallo che ha già fatto parte negli scorsi anni della squadra inglese, un cavallo di grande qualità, e ancora un cavallo, lui ha fatto gare col vecchio cavallo di David Broom, Countryman, che ora ha credo 18 anni, ma a vederlo sembra ancora un puledro. Sì, veramente una classe eccezionale. E qui è veramente un buonissimo percorso. Un percorso netto, nessun errore agli ostacoli per Taizo Sugitani e Zagatak, che rivediamo in una prospettiva rallentata. Duccio, non sei stato molto fortunato in questo concorso ippico, infatti mi pare che tu sia stato il primo degli esclusi, dei non ammessi alla seconda manche. Sì, ho avuto 4 penalità sulle tavolette, penultimo salto, ho saltato più per mia disattenzione un po' troppo sulla destra, dove le tavole sono leggermente più alte rispetto alla parte centrale, e sono rimasto dentro fino alla fine. Credo sono uscito per un posto, per 20 centesimi, a un cavallo 2 dalla fine. Ti sono state fatali le onde marine? Sì, ma è stato... Ti propongo un corso accelerato di nuoto. Intanto in campo, sempre per l'Italia, Filippo Moyerson monta nella circostanza Loro Piana Ei delle Folle, un castrone di 11 anni di origine italiana. Filippo sta attraversando un buon momento di forma, no Duccio? Sì, ma poi ecco la cosa veramente positiva, apprezzabile, questa è una componente, no, di questo sport, che le difficoltà aguzzano l'ingegno. Filippo si è trovato praticamente un mese fa senza il suo cavallo di punta, Evego, che vedremo montato tra l'altro anche molto bene da Giovanni Lucchetti, e di conseguenza gli è venuto a mancare quello che era il primo cavallo, e direi che sotto il profilo psicologico e tecnico ha reagito veramente molto bene, perché si è dato da fare coi cavalli che aveva a disposizione. Per esempio questo cavallo, che è un cavallo italiano, fino ad ora si era espresso nelle gare di secondo livello, e proprio in relazione a queste difficoltà Filippo lo sta sperimentando nelle gare più importanti, e finora Calo sta avendo una crescita importante, quindi è molto positivo quello che sta facendo Filippo.
Filippo è nato nel 1954 a Milano, si è imposto all'attenzione internazionale nel lontano 1981, stagione in cui ha vinto in sella ad Adam, lo ricordo, i Gran Premi di New York e di Bruxelles. Rivediamo ancora una fase rallentata con l'errore, l'unico errore agli ostacoli di Filippo Moyerson, il loro piana e delle folle. 4 penalità, dunque con le prossime immagini andremo a vedere la seconda manche, 12 piloti qualificati per la seconda manche, 4 con percorso netto, 8 con 4 penalità. Apre le danze Guido Dominici con Hiller. Naturalmente cambia il percorso, si comincia con il numero 5, il passaggio di sentiero 1,45 per 1,60, quindi il 6 un verticale di 1,5 m, proposta ancora la gabbia, triplice come primo elemento, verticale come elemento d'uscita, poi ancora le tavole. La doppia gabbia diventa una gabbia, sono stati riconfermati da Uliano Vezzani l'elemento A e quello B, i primi 2 elementi, quindi si ricomincia con il verticale di barriere che originariamente era numero 1, poi il numero 2 il passaggio di sentiero su barriere e cancello, e quindi la chiusura con il cancellone su barriere di 1,5 m. In campo Guido Dominici, piemontese di Carmagnola, con Hiller, 4 penalità agli ostacoli nella prima manche. E questo è un cavallo nuovo, è la prima stagione che affronta con Guido, e rispetto alle prime prestazioni nei primi concorsi della stagione è un cavallo che è in una crescita costante. Questo concorso ha saltato veramente bene sia in questo Gran Premio sia nella gara del primo giorno. Per cui è un cavallo in più sul quale io credo Guido, se manterrà questo standard di crescita, di miglioramento, potrà contare nel proseguo della stagione. Dominici, come vi dicevo, è di Carmagnola, è nato nel 1958, ha trascorso molti anni all'estero presso le scuderie di Nelson Pessoa. Nel 92 ha vinto 2 gare a Piazza di Siena con Roi de la Fage ed è stato il miglior azzurro agli europei di Gijón in sella a matchball. Percorso netto per Guido Dominici, dunque il totale per Dominici e Hiller è di 4 penalità nel tempo di 81,74. In campo per l'Italia Manuela Bedini su Desirée di San Benedetto. Questa Amazzone ha nel suo palmarès un record importante, no Duccio? Sì, è la prima donna a vincere il titolo degli assoluti in Italia e tra l'altro, diciamo, ha poi dimostrato nella scorsa stagione, perlomeno nella parte iniziale e centrale, un rendimento veramente alto. Purtroppo quest'anno, ecco, all'inizio della stagione non ha avuto un buon avvio, non aveva ripresentato la stessa forma dello scorso anno e della stagione precedente, ed è un peccato perché è veramente un ottimo binomio. Infatti purtroppo per lei, ecco, la forma è arrivata un pochettino tardi in questo concorso, ha saltato veramente bene le gare che affrontato. Manuela Bedini e Desirée di San Benedetto, 4 penalità nella prima manche, è netto fino a questo momento il percorso nella seconda, momento difficile con il superamento della gabbia. Non ci sono ancora errori agli ostacoli per l'Amazzone, che sta per completare anche questa seconda manche. Sta saltando molto bene, con ritmo. Questo per la formula di questa gara è molto importante, perché chi entra con 4 penalità ha la necessità comunque di impostare la seconda manche anche sulla velocità, in maniera da eventualmente guadagnare su chi, avendo il percorso netto e tentando di ripeterlo, incorre magari in un errore con un giro lento, e questo consente di recuperare.
4 il totale per Manuela Bedini e Desirée di San Benedetto nel tempo di 81 e 71. Ora per il Belgio François Maty sul Sieur de Salines, un figlio d'arte. Sì, François Maty Junior. Monta molto bene, poi anche come caratteristiche fisiche e tecniche ricorda moltissimo il padre. È normale che soprattutto in quei paesi, avendo tradizione, scuderia, giro di cavalli, ci siano proprio per i figli d'arte delle grosse opportunità. Vediamo il figlio di Nelson Pessoa, quello che sta facendo e con che classe riesce a emulare le gesta del padre. Rodrigo, che sarà presente a Piazza di Siena. Tu hai parlato della Germania come potenza in campo equestre, però vorrei da te un'indicazione su quella che potrebbe essere la nazione emergente in ottica Atlanta. Ma io nazioni emergenti non ne vedo, cioè io credo che poi a livello di quel tipo di gare secondo me i tedeschi restano comunque la nazione più forte, sanno prepararsi. Li anteponi agli inglesi? Li antepongo agli inglesi, sì, in questo contesto di gare olimpiche credo che abbiano qualche chance in più. François Maty e Sieur de Salines hanno un fardello di 4 penalità conseguite nella prima manche, per ora non hanno commesso errori. Anche per l'Italia c'è una fetta di Olimpiade in vista, probabilmente se ci sarà il ritiro di una delle nazioni qualificate parteciperemo anche a livello di squadra, però sono già sicuri 2 cavalieri a livello individuale. Sì, e infatti siamo un po' in ansia su questa situazione. Chiaramente un discorso di squadra presuppone il coinvolgimento poi in partenza di 4 cavalieri, ma fino alla vigilia, fino a che saranno fatte le scelte, di un numero un po' più alto. E questo tiene diciamo sulla corda un po' tutti quanti. Diverso è il discorso di una partecipazione individuale, anche come importanza della spedizione, come coinvolgimento tecnico della federazione, del nostro tecnico olandese. Quindi io credo e mi auguro che alla fine ci sia qualche rinuncia, e al momento diciamo la nostra partecipazione è un po' legata a quella dell'Argentina, no? E a giorni dovremmo avere qualche responso perlomeno più certo su questa situazione. Anche perché la spedizione americana va preparata adeguatamente per tempo, perché si gareggerà in condizioni climatiche davvero difficili, con temperature molto elevate e un tasso di umidità davvero proibitivo. Riepiloghiamo la situazione di questa categoria in 2 manche. Per ora abbiamo 3 cavalieri con un totale di 4 penalità. In testa è François Maty, 81 e 23, poi Manuela Bedini 81 e 71, quindi Guido Dominici 81 e 74. In campo per l'Italia Igor Tajana su Sachmo. Anche per questo binomio 4 penalità nella prima manche. Sachmo, una vecchia conoscenza per gli appassionati del settore salto ostacoli, ha fatto coppia con Bruno Scolari, protagonista in un passato non troppo remoto di una categoria di potenza. Sì, questo è un cavallo che nelle gare di potenza è veramente affidabile, perché è coraggioso e ha nelle gambe i 2,20, 2,30. Con Bruno ha vinto a Piazza di Siena proprio una gara di potenza con altezze rilevanti, e poi nel tempo comunque si è trasformato anche in un positivo cavallo da percorso, da Gran Premio. È chiaro che non è un cavallo magari per delle gare veloci, non è l'agilità il suo punto di forza, ma ha coraggio, ha mezzi e è progredito notevolmente proprio nel tipo di salto. Prima ecco, era un cavallo forse poco adatto ai percorsi, ora col lavoro con Bruno Scolari, che comunque è rimasto dietro le quinte perché è l'istruttore di questo ragazzo,
questo binomio è cresciuto moltissimo. Intanto c'è il primo errore nella seconda manche per Igor Tajana, che magari non è molto noto al grande pubblico, però si sta distinguendo per una serie di piazzamenti nella categoria d'eccellenza di questa disciplina. Sì, si è qualificato per punteggio nel gruppo dei cavalieri italiani che farà Piazza di Siena e costantemente dà affidabilità, ecco, anche sui percorsi più impegnativi. Intanto un totale di 8 penalità per Igor Tajana e Sachmo, che lasciano il posto all'olandese Peter Gering su LBH Fedor. Anche per questo binomio olandese 4 penalità al termine della prima manche, sempre al comando dunque il belga François Matty, in cima alla classifica provvisoria con un totale di 4 penalità nel tempo di 81 e 23. Per quanto riguarda la tua personale partecipazione a Piazza di Siena, Duccio, quali sono le prospettive? Ma le prospettive, diciamo che per adesso, da come so, sono un po' nell'anticamera della prima squadra, cioè ho questo cavallo Belzebù da poco più di un mese, che è un cavallo direi molto affidabile per un discorso di squadra. Ma è Belzebù o Belzebub, come si legge sui programmi? Si legge, cioè si scrive Belzebub, però la B finale viene tagliata. Bene, allora con questa finezza linguistica continua a parlarci. E niente, è un cavallo molto affidabile. Lo scorso anno con Elena Salvatori ha partecipato molto positivamente a 5 Coppe delle Nazioni con la squadra italiana e più diciamo che per me è un cavallo nel quale continuo a credere tantissimo, il mio puro sangue australiano, in una prospettiva di un discorso che possa coinvolgere un'eventuale partecipazione alle Olimpiadi. Sono in lista di attesa, diciamo così. Piazza di Siena presenterò questi 2 cavalli e diciamo che alla fine di Piazza di Siena ci saranno un po' di resoconti finali su quella che potrà essere la proseguio nel mese di giugno dell'attività agonistica. Tu sei in lista d'attesa, ti auguriamo di imbarcarti, di effettuare il check-in. Intanto il totale per Peter Gering, olandese, di 4 penalità, percorso netto nella seconda manche in sella a LBH Fedor nel tempo di 80 e 69. È lui il nuovo leader della graduatoria provvisoria. Intanto in campo per il Giappone Yoshihiro Nakano su Crossword, un cavallo di origine australiana. Quattro penalità nella prima manche per Yoshihiro Nakano. Finora la gara è rimasta molto aperta proprio per il fatto che alcuni dei percorsi con 4 penalità hanno effettuato un percorso netto, quindi c'è anche la possibilità eventuale di un barrage a 4 penalità. Intanto c'è un errore agli ostacoli per Crossword. Yoshihiro Nakano è nato il 2 giugno del 58 a Osaka e risiede a Nara, antica capitale nipponica. È salito agli onori della cronaca equestre internazionale nell'84, partecipando alle Olimpiadi di Los Angeles con la squadra che si è classificata all'11° posto. Il totale per Yoshihiro Nakano e Crossword è di 8 penalità, ripartite equamente nella prima e nella seconda manche, un errore nella prima, un errore nella seconda. In campo Filippo Moyerson per l'Italia su Loro Piana Ei delle Folle, come abbiamo visto in apertura di collegamento. 4 penalità per questo binomio. Filippo recentemente protagonista anche nel concorso ippico nazionale di Formula 1 a Lecce, ha disputato e vinto il barrage con Emilio Puricelli. Un altro cavaliere a cui manca la vittoria, recentemente ha collezionato una sfilza di secondi posti. Ma qui a Cervia si è scatenato perché nelle gare di velocità
le prime gare internazionali con San Patrignano Up è stato praticamente dominatore, imbattibile, ne ha vinte 3 su 3. E c'è anche Deca, che è una cavalla che sì, si presta molto a questo tipo di gare. Ricordiamo Emilio Puricelli, l'unico cavaliere italiano che ha l'opportunità di montare per la scuderia di San Patrignano, che ha come alfiere il tedesco Frank Schlotak, una scuderia che ha mantenuto i suoi connotati anche dopo la morte di Vincenzo Muccioli. Torniamo a seguire il percorso di Filippo Moyerson, molto preciso con l'oro piana e delle folle. Percorso netto in questa seconda manche, dunque un totale di 4 penalità nel tempo di 78 e 92 e si colloca al primo posto della classifica provvisoria. Ora in campo per la Nuova Zelanda Bruce Goodin su Taxi, origine australiana. Si tratta di un puro sangue, se non sbaglio. Sì, anche abbastanza caldo e difficile, però ha fatto una buonissima prima manche. Vediamo se riuscirà a ripetere il buon percorso effettuato in precedenza. E tu sei particolarmente interessato, avendo un puro sangue australiano sotto la sella, no? Beh, è un tipo di cavallo che a me piace molto come tipologia, come caratteristiche. Questa sembra ancora un po' più difficile del mio come atteggiamento, cioè il mio un errore chiamato, che ha un salto un po' più ordinato e classico, ed è difficile con questi cavalli. La cosa veramente difficile è trovare un insieme, perché qualunque movimento imperfetto del corpo, delle mani, no, può causare dei maggiori disastri rispetto a un cavallo normale. E quali sono invece i vantaggi di montare un puro sangue? Ma il vantaggio, brillantezza? Sì, scatto, impulso naturale, prontezza mentale, di riflessi, cioè effettivamente è un altro animale. Intanto ha concluso la sua prova Bruce Goodin per la Nuova Zelanda, 8 il totale nel tempo di 76 e 64. Ora dovrebbe aprire la fila dei binomi con percorso netto alla prima manche Giuseppe Donofrio con Robbie Fullard Blue Ship, però Donofrio ha preferito rinunciare, dunque si passa a Giovanni Lucchetti che monta Have a Go, cavallo di origine irlandese già sotto la sella di Filippo Moyerson. È il primo percorso netto che arriva a questa seconda manche, quello di Giovanni Lucchetti, dunque si entra nel vivo della gara. Giovanni Lucchetti è nato nel 69 a Bergamo, ha un bambino di nemmeno 1 anno, ha iniziato a montare molto giovane presso il circolo del padre Luigi, ha debuttato in gara a 15 anni, per molti anni ha preparato cavalli giovani e ha ottenuto discreti risultati in campo nazionale. Lo ricordiamo vincitore a Grosseto nel 93 del campionato dei 5 e 6 anni. Piuttosto noto Have a Go. Sì, sta saltando ora un po' meno decontratto rispetto alla prima mancia, anche una responsabilità è quella di avere l'opportunità con un percorso netto di mettere una buona ipoteca sulla vittoria finale. Poi qui una vittoria che sfuma per l'errore che abbiamo appena visto. Primo errore agli ostacoli per Giovanni Lucchetti ed Have a Go, che monta da un tempo relativamente breve in coppia, sì, no? Sì, credo da un mese. E tutto sommato, diciamo, in tempo così breve ha già raggiunto un buon grado di affiatamento. Il cavallo ha dimostrato di adattarsi a una monta diversa, perché indubbiamente ci sono delle notevoli differenze anche sotto il profilo fisico e nell'impostazione degli avvicinamenti tra Filippo e Giovanni.
Per Giovanni Lucchetti ed Evego il totale di 4 penalità nel tempo di 82 e 22. Attenzione in campo per l'Olanda Piet Rijmakers su Jewels Amethyst, un castrone di 11 anni di origine olandese. Un binomio insidioso. Beh, Rijmakers è uno dei cavalieri di maggior prestigio che erano presenti qui a Cervia e che sono presenti qui a Cervia, ed è comunque un cavaliere estremamente agonista e competitivo. È stato il cavaliere che per anni ha montato Zamira e poi dopo Ratina Z. È nato il 29 settembre del 56, risiede in Belgio, a Lanaken, argento olimpico in carica, e proprio come ricordavi in sella Ratina Z ha contribuito all'oro di squadra vinto dall'equipe dei Paesi Bassi ai Giochi di Barcellona. Cavaliere di grande caratura che ha debuttato nel circuito internazionale in Coppa delle Nazioni nel 1980. Proprio in quella stagione ha vinto il titolo olandese. Dunque ti ricorda qualcosa il 1980? Sì. La medaglia d'oro agli assoluti. Mentre tu vincevi dove, Duccio? A Salice Terme. Soprattutto Terme. Più che la vittoria di Salice mi ricorda la nostra mancata partecipazione nel salto ostacoli a Mosca. E intanto però ti interrompo, scusami, perché Piet Rijmakers ha ottenuto il primo e finora unico doppio netto della giornata in 80,03, è lui il nuovo leader della classifica provvisoria e la sua vittoria può essere messa in discussione soltanto dall'ultimo binomio in gara. Taizo Sugitani per il Giappone in sella a Zagatak, ovviamente percorso netto nella prima manche. Un pronostico come andrà a finire? Vincerà Piet Rijmakers oppure assisteremo a un barrage? Ma adesso qui è molto importante vedere la tranquillità, la freddezza, no, del cavaliere giapponese, perché Rijmakers è riuscito a rimanere concentrato, lucido, ha fatto una gara con un buon ritmo, ha evitato i rischi ed è riuscito a fare il percorso netto. Per ora ecco, in questo inizio di percorso non lo vedo sufficientemente tranquillo. E c'è errore al secondo elemento della gabbia, dunque Taizo Sugitani lascia la vittoria a Piet Rijmakers, cavaliere olandese, un errore peraltro bissato da Taizo Sugitani, che è nato il 26 giugno del 76 a Osaka ed è il figlio del tecnico della squadra giapponese. Praticamente una famiglia che da sempre vive nel mondo dell'equitazione, una famiglia proprietaria di un centro equestre vicino a Tokyo. È stato campione juniores in Giappone nel 93. È stato spesso impegnato nei più prestigiosi concorsi europei. Taizo Sugitani che finisce con 8 penalità, e questo anche il totale per Zagatak. Dunque siamo già in zona di premiazione, vi riepilogo la classifica. Vince Piet Rijmakers per l'Olanda su Jewels Amethyst, in seconda posizione Filippo Moyerson Loro Piana e delle Folle, in terza l'altro olandese Peter Gering su LBH Fedor, poi per il Belgio François Maty Junior su Sieur de Salines, quindi Manuela Bedini con Desiré di San Benedetto in quinta posizione, Guido Dominici è sesto con Hiller. Io ringrazio Duccio Bartalucci per la collaborazione e vi do appuntamento, amici appassionati del salto ostacoli, per i collegamenti molto nutriti che la RAI effettuerà per il concorso ippico romano di Piazza di Possibile ripescaggio per Atalanta. Linea subito a Claudio Icardi.